Il Lions Club di San Donà di Piave ha organizzato per sabato 16 giugno un incontro tra tutti i soci e i nuovi adepti del club. Per l'occasione il maestro Vigani ha eseguito alcuni brani del noto musicista Fiorenzo Batacchi. Vediamo. Sabato 16 giugno si è tenuto al ristorante Duilio di Caorle un incontro dedicato ai membri del Lions Club di San Donà di Piave. La serata è stata organizzata allo scopo di riunire tutti i soci, ma anche per presentare i nuovi adepti alla sezione sandonatese del club. Il ristorante, affacciato al portocanale di Caorle immerso in un'area naturale, ha permesso agli ospiti di cenare in compagnia e di discutere in merito alle importanti iniziative promosse dal Lions Club di San Donà, da sempre attivo nella sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche della comunità e in particolare alla beneficenza. Il gruppo dei Lions, fondato nel 1917 dall'americano Melvin Jones, vanta una fama internazionale e migliaia di adesioni. Prerogativa del club è l'organizzazione di 2 incontri mensili per discutere le iniziative e le idee da realizzare, con l'obiettivo di stimolare l'interesse pubblico e comunitario. La lunga serata è stata accompagnata da un notevole sottofondo musicale, quello del maestro Antonio Vigani, famoso pianista italiano, il quale ha eseguito al pianoforte alcuni brani del celebre compositore Fiorenzo Batacchi, anch'egli membro del club dei Lions. Il maestro Vigani è un noto concertista su cui fanno affidamento molte associazioni culturali per i loro eventi, oltre al Lions Club, come ad esempio l'Unicef e la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Una serata di cultura e musica, quella del 16 giugno a Caorle, una riunione di tutti i già membri del Lions Club e delle new entry, allo scopo di allargare il gruppo sempre di più.